questa sera. Intanto Cesare Busetto di Indipendenza Veneta, buonasera Busetto. Buonasera. Emilio Vianna, ambientalista, buonasera. Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Gennaro Marotta dell'Italia dei Valori. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Renato Boraso, Civica Venezia Mestre più Isole. Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova. Buonasera. Centrodestra. Centrodestra. Non di Alfano, in generale. Ecco, specifichiamo, non NCD ma in generale. Sì, io rimango nel centrodestra. Marco Zuanis, consigliere comunale a Venezia per l'UDC. Buonasera. E Mauro Armelau, che è segretario regionale dell'UGL della Polizia di Stato. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Armelau. Guardi, partirei da lei perché ieri abbiamo fatto il titolo anche la polizia dalla parte dei forconi. Abbiamo fatto vedere le immagini. Sono quali abbiamo sequestrati? Ne abbiamo sequestrati alcuni. Abbiamo fatto vedere le immagini dei ragazzi, degli agenti di polizia a Torino, a Portogruaro, che si sono tolti i caschi, e degli applausi della folla, no? Che siete dei nostri, dovete stare con noi, eccetera, eccetera. Ecco, dal suo punto di vista, qual è la situazione oggi delle forze dell'ordine in queste giornate di grande caos? Premetto subito, proprio a inizio serata, appunto, che chiaramente come sindacato di polizia condanniamo gli episodi di violenza. È chiaro che prendiamo le distanze nettamente dai manifestanti che hanno utilizzato lanci di bombe e carta contro le forze dell'ordine, in particolar modo a Torino, però con la stessa tranquillità diciamo anche che siamo vicini a tutti quei manifestanti e tutte quelle persone che sono scese in piazza in tutta Italia e che stanno protestando pacificamente. L'abbiamo detto in tempi non sospetti, infatti il nostro comunicato stampa a livello regionale, lei lo sa benissimo, è proprio di sabato 7 dicembre, dove noi abbiamo detto aderiamo a livello virtuale ovviamente al blocco dell'Italia del lunedì 9 dicembre, ha avuto ampio risalto sulla stampa locale anche, e quindi senza paura, diciamo, siamo anche noi forze dell'ordine in questo momento dalla parte dei cittadini, perché sicuramente siamo stanchi e arcistufi delle solite promesse della politica. Noi ce la prendiamo con la politica in particolar modo, chiaramente, però siamo altrettanto convinti di dire che questa volta veramente siamo dalla parte di cittadini che manifestano pacificamente. E l'abbiamo dimostrato anche con i fatti. Non è un caso che la finanza ha tolto i caschi, non è un caso che la polizia ha tolto i caschi a Portogruaro, non è un caso che a Padova non ci sono stati incidenti, non è un caso che a Chioggia non ci sono stati incidenti, quindi è la netta dimostrazione che l'italiano sa protestare pacificamente, è quello che noi ci auguriamo. Poi avremo modo di approfondire questo argomento perché il Ministero dice una cosa, a noi sinceramente come sindacato piace pensare che i colleghi abbiano tolto il casco in forma di solidarietà verso i cittadini, perché, ripeto, siamo noi cittadini, siamo padri, madri, figli, nipoti, giovani, più o meno giovani, quindi siamo anche noi dei cittadini che stanno subendo la crisi che c'è per colpa di una politica, di scelte politiche che da anni sono completamente sbagliate, in particolar modo verso il comparto sicurezza e non solo. In effetti paradossale è la situazione delle forze dell'ordine che hanno problemi di manutenzione delle macchine, che non hanno uomini a sufficienza, che non hanno mezzi, e gli si chiede di garantire l'ordine pubblico, la sicurezza. Guardi, un piccolo dato, poi lascio la parola agli altri ospiti. Un piccolo dato, l'altro giorno ero a una riunione diciamo sindacale in provincia di Rovigo, la provincia e la questura di Rovigo praticamente ha in carico 46 autovetture, solo 20 sono equipaggiate con le gomme da neve, ecco, con i pneumatici termici, insomma, da invernali, ecco, 20 su 46. Boh. Chiuso parenti, avete già capito come siamo messi, poi entreremo nel merito anche di altre... A Rovigo. Ecco. Allora, ma quelli della Life cosa vogliono dopo aver mandato a Milano? Si sono scontrati i tifosi dell'Ajax e quelli italiani e il risultato 6 feriti, 3 gli olandesi, ultra-olandesi accoltellati in condizioni piuttosto gravi. Qui non c'entra niente ai forconi, questa è violenza bella e buona, legata alle tifoserie, agli ultra, insomma siamo alle solite in questo paese, rollerball, esatto.
Allora, tanti sms, altro fatto che abbiamo visto prima in regia, pensionato, 69enne, entra in una filiale di una banca a Brescia con una tanica di benzina perché non gli hanno dato un prestito e così è scoppiato un incendio, per fortuna senza conseguenze. Vabbè, ma insomma, per dire il clima dell'Italia in fiamme. I politici che legalmente o illegalmente hanno ridotto così il paese dovranno rigurgitare tutto quello che hanno mangiato. Allora, Armelao. Sì, beh, guardi, noi pensiamo che, diciamo in maniera figurativa, speriamo, ecco, auspichiamo che i politici romani, in questo caso, perché sappiamo che i politici romani per noi sono completamente distanti dalle reali necessità dei cittadini, mentre i politici locali ancora hanno il contatto diretto perché alla sera vanno a dormire a casa propria e quando vanno a fare la spesa chiaramente vedono anche i cittadini sui supermercati, nelle vie, nelle piazze. Speriamo che i politici romani si rendano conto di quello che sta accadendo, dei messaggi che abbiamo lanciato come forze dell'ordine e ipoteticamente, figurativamente, si tolgano loro il casco, abbiano loro il coraggio di togliere il casco, come l'hanno avuto i poliziotti, i carabinieri e la finanza, e che abbiano il coraggio, altrettanto, di guardare in faccia i manifestanti, perché credetemi, mezzo alla gente, ecco, ricordate che non è semplice per un poliziotto, per un carabiniere, per un finanziere, anche per uno della polizia locale, guardare in faccia le persone che hai di fronte. E negli occhi, dobbiamo avere il coraggio di guardare queste persone negli occhi, perché vedete veramente che queste persone, in certi casi, credetemi, sono veramente disperate, non sanno più dove attaccarsi. Ecco, io ho pieno rispetto per queste persone che le ho conosciute in questi giorni, perché sono stato anch'io impiegato in ordine pubblico, a Chioggia in questo caso, ecco, e c'è gente veramente disperata. Questa, anche se in forma pacifica, per loro è comunque uno sfogo, un poter dare sfogo a quello che è la frustrazione di questo momento, proprio il panico, non poter riuscire a trovare una soluzione per, come si dice, arrivare a fine mese, no? Quindi, ripeto, cari politici romani, abbiate il coraggio, togliete voi il casco e andate voi in piazza, andate voi a essere al fianco delle forze dell'ordine durante i servizi di ordine pubblico. Vedrete che probabilmente in qualche modo potete in teoria cambiare anche idea su quello che vuol dire tagli alla sicurezza. Io sono già stato ospite in questa trasmissione e avevo già lanciato un allarme sul discorso dei tagli per i servizi di polizia, no? Negli uffici. Ecco, noi ho fatto un conteggio, negli ultimi 10 anni, dal 2003 al 2013, il Ministero dell'Interno, quindi i governi vari, ha tagliato dell'85% i fondi per le pulizie negli uffici di polizia, dei carabinieri. Però quando si riuniscono tutti i politici hanno tutte le auto di scorta, allora su quello io la capisco lei, però bisognerebbe anche che voi vi opponeste ad andare nelle piazze dove questi fanno le convention, ma metto anche quelli del PD, nelle piazze romane e ci sono 27 auto blu dove ci sono persone come lei. Allora voi quello dovreste occupare e dire non lo facciamo e ci andate a piedi, porca miseria. Ma veramente, guarda, costruisco io un pool di avvocati che vi difende, però quello è terribile, è terribile. È chiaro che noi, come ovviamente le forze dell'ordine, hanno fatto un giuramento. Ma certo, però no a portarli ai convegni del PD o del PDL, però, io lo dico, come non ho sindacati problemi. di polizia, non solo l'UGL, chiaramente, tutti i sindacati di polizia hanno comunque contestato le scorte, le auto blu, tutto il personale che viene impiegato in scorte anche inutili, diciamo, perché ci sono persone che sinceramente non si riesce neanche a capire perché abbiano comunque la scorta. Un leggero giro di vite c'è stato, però non è ancora sufficiente. Sì, e diciamolo che non ce li hanno i sindaci, ce li hanno i politici romani. No, non solo i politici, a me risulta che ce l'abbia anche a Vespa, vorrei capire che titolo ce l'ha anche i dirigenti ministeriali hanno sta roba. Ma a parte la scorta ci sono anche dirigenti ministeriali che hanno comunque l'autista. Ma lui se la meriterebbe. No, io non la voglio. Non mi interessa, ma il culo dove vado io. Ma non sono solo scorte, sono anche gli autisti, perché ci sono tanti dirigenti che hanno solo l'autista con la macchina, ecco, questo
Allora, della crisi in questo studio. Senta Armelau, il Capo dello Stato si è molto impegnato sul versante delle carceri, proponendo l'indulto, insomma, il sovraffollamento è ovviamente un problema, ma molti dicono la priorità sarebbero i cittadini, sarebbero le famiglie, sarebbero le condizioni dei più deboli, sarebbero anche le forze dell'ordine alle quali mi pare che quasi mai il Ministro degli Interni, il Capo dello Stato, le istituzioni rivolgano un pensiero del genere che rivolgono invece su altre cose. Infatti l'abbiamo detto proprio in quel comunicato che dicevo prima, che noi stiamo vivendo ormai uno stato di disagio diffuso che che colpisce tutte le forze dell'ordine, tutte le divise, che ormai dura quantomeno da 10 anni. Proprio è sempre stato un crescendo di disagio che sicuramente si ripercuote su quello che è il prodotto che noi vendiamo, è quello di garantire la sicurezza dei cittadini. Come vi spiegate la contraddizione evidente tra il chiedere maggiore sicurezza, il cittadino va difeso, va tutelato, l'ordine pubblico, la sicurezza, e il fatto che poi voi siate quasi scientificamente indeboliti? Cos'è che c'è dietro Sicuramente dietro il danno maggiore è quello delle risorse economiche. Noi tante volte ci lamentiamo sempre dei contratti, abbiamo detto blocco dei contratti per tutti gli statali, quindi anche per la sicurezza, però quello che noi lamentiamo è proprio il taglio delle risorse che sono gli investimenti per la sicurezza. Non è possibile che la Questura di Venezia, cito la Questura di Venezia, possa anche far uscire 5 volanti a turno e ne escano 2 perché mancano le autovetture. C'è stata una fornitura proprio pochissimi giorni fa e quindi probabilmente riescono a far uscire anche 5 volanti per turno, però non è possibile che una città come Mestre, Venezia, abbia solo 2 autovetture. La gente chiama, chiede aiuto e noi dobbiamo correre, noi dobbiamo arrivare. Io mi auguro, visto che Letta ha detto bene, adesso si va avanti, c'è una novità, io mi auguro che ci sia una netta inversione di tendenza su quello che è le risorse per la sicurezza, perché noi ovviamente sono un poliziotto, parlo risorse per la sicurezza, per il sociale e per la sanità e per la scuola. Per me queste cose sono le 4 S, sicurezza, sociale, sanità e scuola, queste sono fondamentali, e poi fate qualcosa per creare nuovi posti di lavoro, perché ricordate, noi forze dell'ordine l'unica fortuna per il momento che abbiamo è il posto sicuro e di questo non ci lamentiamo, però aiutateci ad aiutare, visto che adesso la ragazza parlava di fortuna, no? Ecco, non affidate la sicurezza alla fortuna, è l'errore peggiore che potete fare, dateci una mano, e a questo mi rivolgo al consigliere Marotta. Fate qualcosa per far fare la nuova Questura di Venezia, perché sembra che sia una barzelletta, già il progetto pronto, già fatto il bando dalla prefettura, già assegnato, ma il Ministero dice non abbiamo soldi per pagare gli affitti al privato che è già d'accordo per costruirla. Questa è l'ennesima vergogna dell'Italia, e qui ovviamente do ragione a quello che cerca anche una parte dell'indipendenza del Veneto. Questa non è l'Italia, Armelau, questa è l'Italia. Che Italia? Esatto. Giusto per dire, quando si potrebbe andare a prendere tra gli sprechi, no? Non sono presa con te, ho detto un discorso generale. Io sono d'accordo, io sono anch'io per la sicurezza, non si può dire a parole, il politico non può riempirsi la bocca, dobbiamo garantire sicurezza al cittadino e poi taglia. È solo spot elettorali, elettorali continui. Per dire, io ogni tanto mi vado a scrivere alcune cose, ad esempio l'Alitalia, no? Potevamo sicuramente, credo, andare a risparmiare 125 milioni di euro. Hanno fatto la sede nuova, qualche anno fa, hanno fatto la sede nuova di Alitalia. L'hanno fatta, sa dove, direttore? All'Italia, dici, all'Italia, aeroporto. Fiumicino. A 20 km da Fiumicino. Domanda, serviva a fare una sede da 125 milioni di euro? Per dire che di questi sprechi siamo pieni in Italia, e forse se si stesse un po' più attenti agli sprechi, qualche risorsa in più si potrebbe recuperare. Sicuramente. Solo per dire un'altra cifra, nella pubblica, giusto per rimanere nella pubblica amministrazione, se si stesse ai prezzi,
che sono previsti come convenzione Consip, ok? La convenzione Consip per chi ci ascolta è una convenzione che dice che la matita non può costare, i famosi costi standard nella pubblica amministrazione non può costare più di 30 centesimi. Chi la compra a 60 centesimi si paga la sua differenza, non che la paga lo Stato. Ecco, solo lì se si stesse attenti agli sprechi si risparmierebbero 30 miliardi di euro. 30 miliardi di euro. Io rimango basito, mi hanno fatto un esempio, direttore. Hanno fatto un esempio. Non hai visto Di Pietro? Convenzione, no, Boraso, non prendere per i fondelli. Di Pietro ha denunciato un intero. Di Pietro avrà fatto. Non vedevo più. Ma non state preoccupando. Perché è andato troppo a sinistra. Io sto parlando del mio territorio. Io sono Italia dei Valori e sono in Veneto. Cerco di fare qualcosa per i veneti, per i miei concittadini. Comunque il comune di Treviso chiuderà dal 23 al 6 per risparmiare il riscaldamento. Comunque per dire Dal che 23 al 6 una chiude per scrivania risparmiare il direzionale per il costo a convenzione nazionale dovrebbe costare 250 euro, ok? Invece viene pagata ancora da molte amministrazioni fino a 723 euro. Domando, la colpa è sicuramente degli amministratori, ma è anche di chi gliela vende, perché non possiamo fare che la colpa è solo da una parte, perché c'è anche l'interesse del privato che vende a 3 volte il prezzo. Queste sono risorse che vengono tolte ad esempio alla sicurezza. Comunque il comune di Treviso chiuderà dal 23 con tutti i dipendenti fino al 6 per risparmiare il riscaldamento. Visto che siete tutti d'accordo sui tagli, dobbiamo chiudere. Altra cosa, dopo abbiamo criticato moltissimo il governo italiano anche per gli acquisti dei nuovi aerei F-35, delle nuove navi da guerra. Basta spendere soldi. Erano meglio che comprassero le bombe alle macchine. Basta spendere soldi per gli armamenti, date la mano alla povera gente e non spendere miliardi di euro. Diamo anche gli stipendi ai consiglieri regionali, perché i consiglieri regionali non prendono mica poco. Ci avete lasciato soli? I consiglieri regionali potrebbero decurtarsi lo stipendio, io credo. Beh, noi lo abbiamo già fatto, che chi si dedica comunque sia la Regione Veneto è stata una tanto per cambiare, ma quando verrà fatto per tutti, non c'è problema. Siamo sicuri che Scusami, quando verrà fatto non c'è problema, verrà fatto per tutti, è giusto che sia così. I mutandoni come Cotta, siamo sicuri. Come? Che non hai preso i mutandoni. Per carità di Dio. Ma per carità di Dio. Chiudiamo sdrammatizzando questa Italia in fiamme. Domani e nei prossimi giorni seguiremo ancora i presidi, ovviamente quello che succede. Siamo stati ieri al presidio di Treviso Sud, abbiamo detto ad alcuni esponenti del comitato del popolo, diciamo, perché non vogliono essere chiamati forconi, venite in televisione, qualcuno ha detto di sì, qualcuno ha detto di no, c'è sempre posto, se volete partecipare basta venire qui a Focus. Grazie a tutti, ci vediamo domani sera con i veneti schiacciati dalla crisi. Buonanotte, arrivederci.